Quello del sovraffollamento nel trasporto pubblico regionale rappresenta un problema insostenibile in particolare per gli studenti pendolari delle aree interne, che spesso sono costretti a rimanere a terra poiché gli autobus arrivano nei paesi già pieni, creando notevoli disagi alle famiglie e discontinuità nella frequenza scolastica, come denunciato di recente dai genitori di Oniferi e confermato dall'episodio dei due ragazzi nuoresi lasciati a piedi all'aeroporto di Elmas. Abbiamo interpellato in proposito il direttore dell'ARST, Carlo Polledrini. In certi servizi non consentono il trasporto di passeggeri in piedi, per cui dall'aeroporto di Galleranuro non è consentito il trasporto di passeggeri in piedi, per cui è chiaro che noi non abbiamo contezza della domanda precisa corsa per corsa, ma in ogni caso voglio rassicurare che successivamente all'autobus e al pullman che non hanno potuto prendere questi ragazzi ce n'era uno successivo. È un disagio, hanno dovuto attendere qualche ora, ma certamente sono riusciti a tornare a casa. Per quanto riguarda il sovraffollamento dei mezzi, essenzialmente degli studenti, diciamo che solitamente il primo mese, un mese e mezzo di anno scolastico assistiamo un po' a un assestamento del traffico, per cui non sempre gli orari delle scuole sono corrispondenti a quelli magari precedenti, per cui può esserci qualche accavallamento. Certamente il problema dell'affollamento è un problema che abbiamo ben chiaro e stiamo lavorando insieme alla Regione al fine di limitarlo al massimo.